Questa è la storia di Venezia, terza parte dal 912 al 1009. Nel 912, alla morte di Tribuno, il potere torna nuovamente nelle mani dei Partecipazio con Orso II, che risalda i legami con Costantinopoli inviando come ambasciatore il figlio Pietro e ricevendo in cambio gli stessi titoli di Pietro Tribuno. Nel 924 il doge ottiene dal re d'Italia Rodolfo il rinnovo del privilegio di battere moneta. Orso II nel 932 abdica e gli succede Pietro II Candiano, che risponde alla richiesta di protezione delle città costiere istriane contro le scorrerie dei pirati slavi. Però questa ingerenza non viene tollerata dal marchese di Istria Vintero, che confisca tutti i beni dei veneziani ai suoi territori. Pietro II reagisce con il blocco navale e costringe nel 933 Vintero a sottoscrivere col Ducato di Venezia la pace di Rialto, con la quale si riconosce la libertà di commercio e navigazione dei veneziani sulle coste istriane. Comacchio si stava riprendendo e ritornava ad essere una potenziale minaccia. Quindi il doge l'assalta e la rende innocua di nuovo, approfittando della debolezza del re d'Italia Ugo d'Arles, impegnato nel tentativo di farsi eleggere imperatore e nelle dispute romane. Viene eletto doge nel 939 Pietro II Partecipazio, figlio di Orso II, e nel 942 Pietro III Candiano, figlio di Pietro II Candiano. Pietro III Candiano interviene con un blocco navale per aiutare il patriarca di grado Marino contro le minacce di Lupo II di Aquileia, che nel 944 firma la pace e la promessa di non prendere mai più le armi contro Grado. Nel 948 il Candiano invia una spedizione contro i Narentani, che disturbavano il commercio veneziano, e nel 951 stringe accordi col re d'Italia Berengario II. Cerca di associare al trono suo figlio Pietro IV Candiano, ma questo, volendo subito il potere, tenta di rovesciare il padre, venendo però sconfitto ed esiliato. Pietro IV però non si arrende e, alleato col re Berengario e col marchese di Ravenna, inizia a minacciare Venezia. Nel 959 Pietro III viene deposto per non aver condannato a morte il figlio quando poteva, ma alla fine comunque i veneziani, per evitare la guerra, sono costretti ad eleggere doge Pietro IV. Nel 963 il suo potente alleato Berengario cade contro l'imperatore Ottone I, ma questo non frena l'atteggiamento autoritario del doge che anzi nel 966 lega con Ottone I sposando una sua parente, provocando il disappunto dei bizantini, legittimi sovrani di Venezia. Nel 973, nonostante la morte di Ottone I, suo ultimo grande alleato, Pietro IV tenta ancora di consolidare il potere, ma la popolazione si solleva e trucida brutalmente il doge. Appena eletto, il nuovo doge Pietro I Orseolo rinnova gli accordi col nuovo imperatore Ottone II e avvia la ricostruzione del palazzo e della basilica di San Marco distrutti durante la rivolta. Il suo breve ducato, costantemente minacciato dalle trame del patriarca Vitale Candiano, si interrompe nel 978, con la sua fuga dalla città per ritirarsi in un monastero sui Pirenei, diventando beato e poi santo per la Chiesa cattolica. Diventa doge Vitale Candiano, che però abdica solo dopo 14 mesi per problemi di salute e nel 979 viene eletto tribuno Memmo. Venezia però è tormentata da violenti scontri tra la fazione filo-imperiale e la fazione filo-bizantina, portando l'imperatore Ottone II a bloccare i commerci con i veneziani. Alla morte di Ottone II nel 983 la situazione si risolve e Tribuno Memmo manda il figlio a Costantinopoli in cerca di sostegno, non ottiene nulla ed è costretto ad abdicare nel 991, venendo sostituito da Pietro II Orseolo, figlio di quel Pietro I fuggito sui Pirenei. Il nuovo doge riceve dall'imperatore bizantino Basilio II l'alleggerimento delle tasse sulle attività commerciali, come ricompensa dell'intervento veneziano contro Ottone II in Puglia qualche anno prima, e allo stesso tempo, stringendo accordi col nuovo imperatore Ottone III, indebolito in Italia, ottiene esenzioni ai veneziani anche in Occidente. Come terza cosa, Pietro II Orseolo stringe legami commerciali anche con gli stati musulmani, aumentando la ricchezza commerciale di Venezia. Nel 996 accoglie in Italia Ottone III, ottenendo, in cambio di questa amicizia, il privilegio che l'imperatore facesse da padrino alla cresima del suo terzo figlio, che cambia il nome in Ottone Orseolo. Nello stesso anno il doge sconfigge i pirati narentani, che avevano ripreso a minacciare le coste e le rotte veneziane. Però i pirati sconfitti iniziano ad attaccare le popolazioni dalmate, che chiedono aiuto a Venezia. Il doge interviene nel 998 sconfiggendo i pirati. Le città della Dalmazia diventano in cambio dei protettorati veneziani. Nel 1002 Pietro II interviene in soccorso dei bizantini, assediati dai saraceni a Bari, e invia poi a Costantinopoli i figli Ottone e Giovanni per chiedere il riconoscimento del dominio veneziano sulla Dalmazia.
La missione diplomatica è un successo e Pietro II ottiene per sé e per i futuri dogi il titolo di Duca di Venezia e Dalmazia. Nel 1007 Pietro II associa suo figlio Ottone al trono e nel 1008 fa nominare un altro suo figlio, Orso, vescovo di Torcello. In questi anni fa ricostruire Grado e la cattedrale di Torcello, abbellisce la basilica di San Marco e il palazzo ducale. Nel 1009 Pietro II Orseolo, padre della potenza veneziana, muore e viene sepolto nella chiesa di San Zaccaria.